Abbiamo probabilmente adesso in arrivo Alfredo Greco, che è, diciamo, un guru della femminile a Catania. Alfredo Greco che ha allenato per tantissimi anni tutte le categorie della femminile. Alfredo, questa finale Rainbow San Matteo come la stai vedendo? Beh, come tutte le finali in questa fase ormai dove siamo giunti sono tutte partite molto impegnative. Eravamo riusciti a guadagnare un discreto vantaggio, ma come dicevo, in queste partite la mia esperienza mi fa dire che finiscono quando siamo alla fine. Adesso abbiamo iniziato questo percorso su 3 partite, su 3 incontri. Speriamo di poterlo chiudere felicemente e non arrivare al terzo incontro, perché gli avversari ce la metteranno tutta per metterci in difficoltà e ci daranno del filo da torcere sicuramente. Anche perché San Matteo è una squadra molto tosta. Tu hai allenato la vecchia Rainbow Catania, sei felice del movimento femminile al momento? Cosa ne pensi? Diciamo che noi ogni anno siamo riusciti bene o male a vincere questo titolo in Sicilia, poi magari le cose passato lo stretto non sono andate sempre come speravamo. Ci riproveremo quest'anno e poi per quanto riguarda la femminile c'è secondo me un discreto risveglio, perché ogni società, anche se con poco, sta riuscendo a fare qualcosa. Figuriamoci, la nuova Rainbow è partita completamente da zero e già in 2 anni diciamo che siamo riusciti a fare dei grossi progressi anche nel settore giovanile. Abbiamo un under 13, anche un bel gruppo di mini basket, che è la cosa, diciamo, a cui pensiamo di più e ci dedichiamo di più. La prima squadra chiaramente, finché i risultati ce lo consentiranno, cercheremo di fare il meglio per come era il programma ad inizio di stagione. Perfetto, grazie mille Alfredo Greco. Qual è il tuo ruolo in questo momento nel basket, a proposito? In questo momento ormai solo tifoso oppure ancora in questo momento sono tifoso e ho un ruolo dirigenziale. Ok. Però attualmente sono un po' lontano dalla panchina, ecco. Preferisco stare per il momento in disparte. D'altra parte abbiamo un buonissimo allenatore di esperienza, ben preparato, non credo che abbia bisogno di supporti. Nini Gebbia parla da sé. Esatto, grazie mille Alfredo Greco. Adesso veramente avremo immagino il sindaco di Via Grande. Grazie mille Alfredo. Buona serata. Buona serata a te. Alla forza Rainbow.